Sangue sull'asfalto. La tragedia si consuma all'improvviso in pochi terribili istanti a Ponte Alto, a Vicenza. Una sera come tante davanti al supermercato dove le auto entrano ed escono in un via vai incessante. È l'ora di chiusura dei negozi e un gruppetto di persone si trova nel piazzale davanti al punto vendita di telefonia dove lavorano. Da lunedì apriranno a 300 metri di distanza. È l'ultima volta che abbassano questa serranda, ma è il momento sbagliato. Un'auto in uscita dal supermercato improvvisamente sbanda. Alla guida una ottantenne che è andata a fare la spesa con la nipote. La donna in quel momento avrebbe un malore. Va a sbattere contro il muretto, poi inavvertitamente continua dritta, senza controllo, sfonda i piloni che delimitano il supermercato, piomba a tutta velocità sul piazzale accanto e falcia due dipendenti del negozio di telefonia, facendoli volare a metri di distanza. Lo scontro è terribile e la corsa della macchina finisce contro un'altra automobile parcheggiata lì accanto. La tragedia si è consumata. Per terra restano un ragazzo di 26 anni di Altavilla e la collega di 45 anni di Torri di Quartesolo. Appaiono subito gravissimi. La gente attorno è attonita. Accorrono la guardia giurata e i dipendenti del supermercato. Vengono prestati i primi soccorsi e lanciato l'allarme. Sul posto si precipitano i vigili del fuoco e la polizia locale di Vicenza con le ambulanze del SUAM 118. I medici e gli infermieri si rendono subito conto che la situazione è grave. Il giovane ha grosse ferite in faccia, mentre la donna avrebbe riportato diverse fratture alle gambe, al bacino e un trauma cranico. Vengono portati all'ospedale San Bortolo in codice rosso, assieme all'anziana alla guida dell'auto che i pompieri liberano dalle lamiere. La signora si riprende dopo il malore. Oggi il giovane investito è in codice giallo. Restano gravi invece le condizioni della 45enne di Torri di Quartesolo, che si trova ricoverata in terapia intensiva. Vittima di una tragedia imprevista e imprevedibile. Un giorno come tanti.